Riparte X-River, il servizio di trasporto pubblico che permette di attraversare il fiume Tagliamento e collegare Friuli Venezia Giulia e Veneto. Il passo barca unisce il porto turistico di Marina 1 di Lignano, situato a pochi passi dalla foce del fiume, alla ciclabile che porta al faro di Bibbione. Un servizio che è cresciuto ed ha raggiunto numeri stratosferici, perché parliamo di 120.000 persone nel 2023 e oggi, con chi ha organizzato, chi ha avuto l'idea e chi ha promosso questo servizio in questi anni, hanno posto l'obiettivo 150.000. Speriamo di arrivarci, quindi a tutti i ciclisti, a tutti i turisti che frequentano queste zone consiglio di provare l'emozione di girare sulle piste ciclabili del Veneto e del Friuli e di usufruire di questo meraviglioso passo barca. Ciclabilità e turismo sono due aspetti centrali per entrambe le regioni che continuano a valorizzare questo interscambio anche con progetti futuri. Pensiamo alla Trieste-Lignano-Venezia, una pista ciclabile, una ciclovia turistica che sta prendendo forma con finanziamenti importanti anche da parte del governo, che rende necessario avere un collegamento stabile, sicuro, che permetta a chi vuole attraversare il Tagliamento di andare dal Veneto al Friuli Venezia Giulia o viceversa.